Il Duomo di Montebelluna è pieno. Compatibilmente con le norme di distanziamento per le cerimonie, in tanti hanno voluto dare di persona l'ultimo saluto a Carlo Durante, il campione paralimpico morto improvvisamente domenica a 73 anni, stroncato da un malore durante una gita in tandem a Nervesa sul Montello che tanto amava. Affetto da retinite pigmentosa, malattia che porta alla cecità, aveva comunque portato avanti la sua grande passione, la corsa, raggiungendo i traguardi più prestigiosi: medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Barcellona nel 92, argento ad Atlanta nel 96, bronzo a Sydney nel 2000 e poi decine di maratone, titoli europei e per 14 anni campione italiano di tutte le categorie del fondo. I suoi occhi in tutte queste imprese sono state le guide che anche oggi hanno voluto salutarlo. Abbiamo voluto accompagnarlo con il cordino, che era lo strumento che ci permetteva di stare vicini, di poterci guidare vicendevolmente, di guidarci vicendevolmente perché anche lui guidava noi guide. Commoventi le parole della figlia Daniela, a nome anche della sorella Chiara e della mamma Loredana. Ci ha insegnato cosa vuol dire la tenacia, il non mollare mai, nemmeno quando il destino cominciava troppo presto a farti lo sgambetto. Ma le tue gambe sono sempre state più forti di qualunque ostacolo. Un campione nello sport e nella vita quotidiana, ha ricordato la figlia con l'impegno nelle tematiche della disabilità. Ti ricordi di quella volta in cui ci siamo trovati al buio in casa per un blackout? Noi e la mamma a cercare le candele e tu eri già sulla via del contatore dicendo: manco mai che sono orbo in questa casa. Ecco, tu eri così. La guida nei momenti bui, i nostri momenti bui. Perché tu ci hai imparato a convivere da sempre e nonostante questo sei stato tu la luce, il faro, la guida